C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le web. Punto 5 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal consigliere comunale Manes Cristina avente ad oggetto interventi per la sicurezza nel comune di Mogliano Veneto, controllo di vicinato. Prego, consigliere. Premesso che il Movimento 5 Stelle in data 18 marzo del 2015 ha presentato una mozione sul controllo di vicinato per impegnare sindaco e giunta ad elaborare una serie di interventi coordinati tra loro sul tema della sicurezza, controllo di vicinato, cioè il coinvolgimento di cittadini nel controllo del territorio attraverso i quartieri e le forze dell'ordine, e potenziamento della videosorveglianza mediante sistemi ad infrarossi in grado di registrare filmati chiaramente visibili anche nelle ore notturne. Un problema così complesso come quello della sicurezza va per noi affrontato utilizzando diversi strumenti che da un lato vadano a promuovere la sicurezza urbana e dall'altro attenuino la percezione di insicurezza tra i cittadini mediante interventi di tipo sia preventivo che repressivo. La proposta contenuta nella mozione del Movimento 5 Stelle incontrò le critiche e la bocciatura da parte della maggioranza, che contrappose alla nostra proposta nella discussione in Consiglio Comunale il progetto volontario civico, come già avviato per rispondere alle esigenze di sicurezza. Da un accesso agli atti emerse invece l'assenza di una delibera, si trovò solo un'informativa del comandante della polizia locale con un'istruttoria ancora in corso. Considerato che il progetto della maggioranza volontario civico non ha mai preso piede, a distanza di quasi 2 anni per mancanza di adesione da parte dei cittadini dei quartieri. Il Movimento 5 Stelle ne aveva evidenziato i limiti. Mentre il controllo di vicinato è costituito da un gruppo di persone formate dedite all'osservazione e alla mappatura del territorio insieme alle forze dell'ordine, che non sono esposti al pericolo in quanto non individuabili come bersaglio, quindi aggredibili, il volontario civico invece presidia il territorio. La persona, il più delle volte un pensionato o un giovane, aggirandosi con la pettorina di volontario civico, è riconoscibile e può correre dei rischi, lasciandoli oltretutto nelle mani delle potenzialità che magari non sa gestire o intraprendere iniziative personali talvolta pericolose, quali ronde o seminari. Nei comuni in cui è stata adottata la figura del volontario civico, essa è dedicata essenzialmente alla sorveglianza dei parchi, all'accompagnamento delle scolaresche a scuola, alla sorveglianza di edifici pubblici e privati, ma nulla a che fare con la sicurezza. Differentemente, moltissimi sono nel Veneto e in Italia i comuni che aderiscono al programma del controllo di vicinato, già largamente collaudato da molti anni anche in America e in Europa, che si sta spargendo a macchia d'olio e funziona. Buone pratiche già in essere, già sperimentate, che vengono supportate dall'attività di volontari, esperti, criminologi, polizia e sindaci, in modo assolutamente trasversale alle diverse posizioni politiche. Il nostro comune è uno dei pochi, tra Venezia e Treviso, che è assente nei tavoli successivamente organizzati per stipulare protocolli d'intesa sul controllo di vicinato. Da circa un anno Treviso è diventato comune capofila nella provincia di Treviso nell'attivare il controllo di vicinato. Più di 24 i comuni interessati che si stanno coordinando tra loro e che sono pronti a sottoscrivere il protocollo sul controllo di vicinato predisposto con il prefetto. A progetto attivato, dopo 11 mesi, nell'80% delle segnalazioni, la polizia locale intervenuta sul posto ha potuto constatare la veridicità della segnalazione, risolvendo tempestivamente il caso. Sono andati a segno 4 chiamate su 5 dei cittadini. Nella provincia di Venezia, il 28 settembre 2016, è stato stipulato un protocollo d'intesa tra prefettura e 18 comuni. La prefettura ha registrato nei comuni coinvolti nel controllo di vicinato
nel primo semestre 2016 una diminuzione del 15,5% dei reati in generale, da 4.282 a 3.618, del 12% dei furti in generale, da 2.359 a 2.073, del 25,8% dei furti in abitazione, da 546 a 405, del 3% dei furti negli esercizi commerciali, del 30,8% delle rapine in generale, da 26 a 18, dell'87,5% delle rapine in abitazione, da 8 a 1, e del 37,5% delle rapine negli esercizi commerciali, da 8 a 5. Recentemente anche i cittadini moglianesi hanno iniziato ad organizzarsi nei quartieri, vista l'inefficacia delle azioni messe in atto dall'amministrazione nel rispondere alla necessità di maggior sicurezza per i ripetuti e crescenti episodi di criminalità e vandalismo nel nostro comune. Si stanno infatti raccogliendo numerose adesioni al controllo di vicinato. Ritenuto che l'amministrazione comunale debba ascoltare le istanze dei cittadini e sostenere le iniziative di partecipazione attiva e di collaborazione tra società civile ed istituzioni locali, ritenuto che sia necessario disciplinare in modo uniforme tali attività nel nostro comune in coordinamento con gli altri comuni prossimi al nostro territorio. Chiedo scusa un attimo perché ho perso una pagina, Presidente, abbia pazienza. Ma una pagina della mozione? Sì. E le do la grazie. copia nostra? Sì. Si impegna il Sindaco e la Giunta ad incentivare e potenziare gli interventi volti ad aumentare la sicurezza nel nostro territorio comunale, anche attraverso progetti che favoriscano la comunicazione e la collaborazione tra i cittadini, al fine di contrastare azioni criminose, nello specifico attraverso il controllo di vicinato, a sostenere l'iniziativa controllo di vicinato anche pubblicizzandola nel proprio sito istituzionale, ad aderire al protocollo sul controllo di vicinato con gli altri comuni della nostra provincia già attivi, con apposita delibera di giunta, impegnandosi ad attuarlo integralmente con idonei progetti. Grazie. Grazie Presidente. L'intervento di Nilandi lo trovo inqualificabile onestamente questa sera, veramente siamo scesi come mai in altre occasioni. Quello che sta cercando di fare il consigliere Nilandi e anche poi il consigliere Cannella è di mistificare la realtà. Questo è quello che stanno facendo, ricorrendo a delle narrazioni fuorvianti che mescolano un po' di questo, un po' di quello, senza dare una corretta informazione ai cittadini. Prima di parlare, informatevi. Grazie, perché io su questa cosa ci sono sul pezzo da tanto tempo. E quando date della stasi a chi, no, a chi coordina queste operazioni, ai comuni che hanno scelto questa strada, ricordatevi che Venezia e Treviso sono dei comuni a guida di centrosinistra, no? E che evidentemente anche tutti i comuni che poi no, lasciate parlare. Scusate, ho sbagliato. Treviso di centrosinistra. I comuni della provincia stanno partecipando a questi tavoli e sono tutti concordi che si tratti di una buona pratica, cercando di confondere le idee a chi ci ascolta, perché il controllo di vicinato non è quello che voi volete far passare, non è assolutamente una combriccola di esaltati presenti in un gruppo, come stava dicendo prima il consigliere Nilandi. Il controllo di vicinato, è così che l'hai fatto passare, come una combriccola di esaltati che possono creare dei danni. Il controllo di vicinato è coordinato dalle forze dell'ordine,
Quindi le forze dell'ordine ci sono. La persona che aderisce al controllo di vicinato non deve spiare il vicino di casa, deve dare un input al comando della polizia locale, al comando dei carabinieri, perché questi agiscano. Non ha niente a che fare con quello che paventava lei, consigliere Cannella, mi dispiace, è assolutamente un'altra cosa. No, si informi, partecipi magari, ma partecipi a qualche riunione del controllo di vicinato per capire di cosa si tratta. Si legga un po' di dati, perché i dati che ho detto sono i dati trasmessi dalla prefettura, che ha coordinato i comuni, che ha creato questi protocolli d'intesa con i comuni. Quindi sono dati successivi al fatto che il controllo di vicinato fosse stato istituito nei diversi comuni. Quindi fate più bella figura, come fate sempre, ad alzare il braccino e a dire no, sono contrario alla mozione, ma non venite fuori con queste motivazioni, per cortesia, che veramente sono veramente inascoltabili, inaccettabili. Considera